Siamo con mister Pagano al termine della sfida tra Partinico Audace e Bagheria. Mister, risultato di 1-1, come valuta la prova dei suoi ragazzi? No, diciamo non ho nulla da rimproverare. Queste sono partite in cui veramente non ho nulla da rimproverare i ragazzi. Hanno fatto una grandissima partita. Meritavamo i 3 punti, però non significa che ci arrendiamo. La squadra ha risposto alla grande. Eravamo in 12-13 perché Stassi, Morana, poi altre assenze. Ma chi ha giocato veramente? Fiorentino è entrato, non c'era tutta la settimana, aveva la spalla a mezza lussazione, poi Badame si è fatto male dopo 15 minuti. Veramente hanno fatto una partita eroica i ragazzi. Devo solo fargli i miei complimenti e dirgli che veramente con questa voglia di vincere le partite difficilmente il Bagheria non vincerà. Poi ci sono gli episodi nel calcio, perché non ricordo un tiro in porta del Partinico, per ora va così. Anche col Cussi non ricordo un tiro in porta. Abbiamo fatto 2-1-1. Però dico, la squadra ha risposto, ha fatto tutto quello che c'era da fare. Anche sull'1-1 poi abbiamo avuto due nitide occasioni per fare il 2-1, non ci siamo riusciti e quindi posso solo complimentarmi con i ragazzi e testa alla prossima. Quanto rammarico c'è per quell'occasione nel finale fallita da pochi passi sotto porta? E il rammarico c'è, però i ragazzi erano lì, hanno costruito l'azione, se la sono guadagnata, siamo arrivati a un passo dal 2-1 con una zampata. Devo dire che i ragazzi veramente, per come è andata la partita e per come questa settimana abbiamo affrontato, sono stati eroici, non ho nulla da rimproverare. Non vedo un ragazzo dei miei che ha sbagliato qualcosa, hanno fatto una partita eroica, il Partinico ha fatto veramente una grandissima partita perché ci voleva battere e quindi veramente è stata una battaglia all'ultimo colpo. Quindi il fatto che il Partinico, l'unica occasione è stato quel calcio di punizione che poi goffamente è andato in porta. Quindi quando i ragazzi creano 5 occasioni da gol, quando vincono i duelli, quando non concedono tiri in porta, non hai nulla da rimproverare ai ragazzi. Poi il calcio lo sappiamo, è fatto di episodi, è fatto di tante altre cose. Nel calcio poi non sempre la squadra che merita vince, anzi dico è lo sport più bello del mondo perché questo è il motivo, si gioca e c'è sempre l'insidia di poter non vincere, poi magari ci saranno partite in cui non meritiamo di vincerle e le vinciamo, andiamo avanti con la nostra testa, cerchiamo di andare a fare il risultato a San Giovanni, non sarà facile, sappiamo quanto è difficile andare a San Giovanni Gemini, però ci rimbocchiamo le maniche, quando noi facciamo questo tipo di prestazioni io posso solo lodarli ragazzi e fargli i complimenti. Come vede la lotta playoff per chiudere? La lotta playoff è dura perché adesso paradossalmente il secondo e il terzo posto sono andati, ancora siamo quinti a pari punti col Marsala, con lo scontro diretto a sfavore, quindi oggi non ci saremmo, però ancora ci sono altri due, abbiamo lo scontro diretto col Gemini, è difficile perché poi il calendario non ci ha dato una mano da questo punto di vista, fuori casa abbiamo avuto tutte partite molto complicate, le prime della classe le abbiamo affrontate tutte fuori casa nel girone di ritorno e sappiamo quanto è difficile poi nel girone di ritorno fare punti fuori quando c'è un obiettivo da giocare e i ragazzi sicuramente non erano questi i 2 punti che ci hanno fatto sfilare oggi al sesto posto, però c'è ancora, il calcio ti dà sempre l'opportunità di poter arrivare e bisogna ora mettersi ad allenare e fare una grande partita a San Giovanni Gemi. È chiaro che ti devi guardare anche oltre a conquistare il quinto posto e il quarto, devi guardare anche dai 10 punti di stacco sulla seconda, ad oggi sono 9, 8 sulla terza. Ci andiamo a giocare le partite senza nulla da rimproverarci. Quando poi escono questo tipo di prestazioni, veramente un allenatore non può solo che lodarli i propri ragazzi, perché hanno dato tutto in 12 persone. Oggi abbiamo fatto una partita eroica e alla fine meritavamo di vincerla. Magari durante l'anno, andiamo a San Giovanni e magari ti spunteranno 3 punti senza che li meriti. È dura, però ce la giochiamo e poi chi vivrà vedrà.